momento cosa sta facendo artisticamente parlando? Mi sembra anche giusto, abbiamo ricordato prima di Ranieri un concerto. Guarda, sto facendo un mio piccolo tour, sto promuovendo il mio CD come cantautore. Qualche tappa nel nord-est? Speriamo, adesso stiamo definendo, guarda, il calendario e speriamo di venire presto su. Per ora non c'è. Sono stato recentemente all'Arena di Verona con ospite di Cocciante. L'addio alle scene di Cocciante, praticamente. L'addio alle scene di Cocciante, sì, che tra l'altro anche in quell'occasione anche lui ha devoluto parte dell'incasso ai terremotati e spero di tornarci presto, insomma, quindi sono un abitué, devo dire, del nord-est. Ho fatto un sacco di cose sia con Notre Dame che da solo. Tra l'altro so che, devo dire, Notre Dame, che mio figlio che è venuto a vederlo credo all'Arena, forse a Verona, ancora si ricorda incantato la vostra esibizione. Anche per te, l'invito fatto prima a Ranieri, se capiterà che tu faccia la tappa al nord-est e se vorrai venire a parlare sia del disco ma anche dell'Abruzzo qui in studio ad Antena 3, ci farebbe piacere ospitarti. Molto volentieri, io ti ringrazio molto. C'è un attimo, c'è Biraghi che vuole parlarti? In chiusura, si parla molto dell'Abruzzo, in questo caso abbiamo parlato di ricordi miei personali, lui essendo poi abruzzese ha maggior ragione, però l'Abruzzo è integro, adesso ci stiamo per avvicinare l'estate, io non vorrei mai che qualcuno non pensasse che non si può andare in vacanza, ci sono un sacco di località, ad esempio il mare. Guarda, piuttosto che il resto. L'Aquila sicuramente il centro storico è andato un po' perso e bisogna ricostruirlo e rifarlo, ma l'Abruzzo non è stato tutto devastato dal terremoto, non vorrei che ci fosse poi un danno o comunque un distacco da parte. Anzi, approfittiamone di Tonno. Fatto bene, guarda, qualche bel consiglio per belle spiagge, bei luoghi dove andare in Abruzzo? Sono tutte belle lì. Vabbè, ma lo facciamo dire a lui. Sono le spiagge abruzzesi posso dire da Vasto fino a San Benedetto, Giulianova, Roseto, Pescara stessa, sono attrezzatissime e l'acqua è pulitissima, quindi approfitto e anzi colgo l'occasione per invitare tutti a venire, perché ovviamente c'è stato qualche disagio, ma stanno risolvendo tutto in tempi brevi, perché gli alberghi adesso della costa sono pieni di terremotati, che però lentamente stanno rientrando nelle loro case con grande paura, perché comunque purtroppo ci sono ancora scosse di assestamento, però insomma il turismo ha bisogno veramente ma anche per dare un'iniezione di fiducia, gli abitanti sono tanti, dall'agriturismo hanno preso 7-8 bandiere blu quest'anno. Sì, ci sono un sacco di bei posti e l'Abruzzo deve vive di turismo all'estate, quindi venite che si sta da Dio, veramente. No, grazie a Gioia Tonno, io mi ricordo in una situazione diversa quando il Ministero del Turismo della Croazia ci invitò, noi giornalisti, ad andare a vedere quella che io chiamo Bazzia, che per loro patria, perché con la guerra non ci andava più nessuno, e invece ci invitarono come giornalisti per far vedere che si poteva andare a fare turismo per riportare economia in quel territorio. Credo lo stesso identico discorso vada, e ha fatto giustamente questo ricordo Max Biraghi, che è giusto andare a fare turismo lì, sia se già ci si andava, ma a maggior ragione se non ci si è mai andati, si vuole cambiare destinazione, per riportare economia in quel territorio. Di Tonno, se vorrai allora capitare Antena 3, se verrai al nord-est a raccontarci il tuo Abruzzo, ci farebbe piacere.